Benvenuti, con la troupe di Borghi d'Italia siamo arrivati ad Osimo in provincia di Ancona. Il comune si trova a 265 metri sul livello del mare e conta più di 34.000 abitanti ripartiti tra il centro storico e le varie frazioni del suo territorio. Le origini di Osimo sono antichissime, è una vera città d'arte ed anche in una giornata nuvolosa ha il suo fascino. Benvenuti ad Osimo, una città piena di storia, arte e cultura. Osimo nasce 3000 anni fa, è una città di origine picena. Nel trasbordo dal Tirreno verso l'Adriatico i piceni scelsero la nostra città perché sorgeva su un'altura e da questa altura potevano controllare anche tutto quello che succedeva in pianura e verso il mare. E poi diviene una città importante con i romani. Infatti arrivando in centro storico potete ammirare le più lunghe mura romane che sono presenti nella regione Marche e al lato delle mura romane c'è il sito archeologico di Fonte Magna, la più grande fonte idrica proprio in epoca romana. Poi risalendo verso il centro storico, arrivando al Palazzo Municipale potrete ammirare due cose molto importanti. Uno è il lapidarium, cioè tutti i resti che furono messi in piedi nel Cinquecento quando fu eretto il Palazzo Municipale e soprattutto le statue cosiddette senza testa. Osimo è divisa perfettamente a metà. Una metà dei cittadini vivono nel centro storico, quindi circa 17.000 abitanti, e gli altri 17.000 stanno nelle nostre 10 frazioni. Osimo viene riconosciuta a livello nazionale e internazionale per due momenti. Quello del Trattato di Osimo e perché è sede della Lega del Filo d'Oro. Quindi l'invito più grande è a venire veramente alla nostra città per ammirare in centro storico la storia, nelle frazioni il paesaggio e abbinare al paesaggio e alla storia anche un po' di arte e cultura. Il territorio del comune di Osimo si trova all'interno della diocesi Ancona-Osimo. Andiamo ad incontrare il parroco della concattedrale. La comunità religiosa di Osimo è sfaccettata, è un po' molteplice perché ha dei rapporti di presenza religiosa con i frati e con San Giuseppe da Copertino, poi luogo di riferimento centrale è il Duomo di San Leopardo, poi ci sono altre parrocchie con i minori, con i fratelli che vengono dall'Abruzzo, Caracciolini, che hanno una parrocchia qui in Osimo, e la parrocchia centrale è questa della cattedrale, che è parrocchia della Santissima Trinità nella concattedrale di Osimo. La chiesa concattedrale è sempre stata punto centrale. Il vescovo, fino all'accorpamento della diocesi di Osimo con Ancona, era qui nella sua cattedrale. Di San Leopardo, il fondatore della chiesa di Osimo. Prima di lui hanno dato la vita per la chiesa e la diffusione della fede cristiana i martiri osimani, che ora sono sepolti nella cripta del Duomo. E poi con l'arrivo appunto del San Leopardo si incominciò a venerare questo luogo, costruire la cripta, allargare i confini della chiesa
che inizialmente era piccola, non così prospettata in questo modo, poi è diventata una cattedrale romanico e neogotica nell'abside. La chiesa ha anche un battistero che è nella chiesa di San Giovanni, un battistero di eccellenza perché il cattino in bronzo è molto bello. Le famiglie di Osimo hanno piacere di fare il battesimo nel battistero e anche quelli che non sono della parrocchia vengono accolti a fare il battesimo nel battistero. Si trova un accordo con i parroci per questo. La vita religiosa di Osimo è molto orientata a realizzare la carità con la Caritas, che opera qui da tanto tempo, a vivere la presenza di forme religiose anche nuove. Abbiamo ancora per qualche tempo un cardinale qui che ci aiuterà a realizzare il nostro giubileo. Naturalmente è un impegno per i preti di Osimo. Abbiamo cercato di trovare intese perché la città di Osimo ha una sua presenza spirituale all'interno delle mura, però ha una presenza di molta gente al di fuori delle mura dove ci sono delle parrocchie abbastanza numerose. Organizzando la presenza di tutti anche nella cattedrale si potrà vivere il perdono e la misericordia dell'anno giubilare. Una delle feste religiose più importanti del territorio di Osimo è dedicata alla Beata Vergine Addolorata. Andiamo a saperne di più. Sono Foresi Vincenzo, un componente del Comitato del Covo, che si fa una festa a Campocavallo. È una tradizione che viene dal 1939 per un dono che è stato fatto alla Madonna di Campocavallo come ringraziamento del raccolto. E da lì è partita la storia di tutto il Comitato del Covo. Noi iniziamo a fine gennaio e da lì si parte tutta la lavorazione fino alla prima domenica d'agosto. Ogni anno facciamo un soggetto diverso. Con chi facciamo il gemellaggio normalmente glielo doniamo, chi lo vuole. Chi non lo vuole li teniamo noi nel nostro museo. Qui abbiamo la chiesa di Lourdes, la chiesa di San Pietro, le Sacre Cuore di Parigi e il baldacchino del Bernini che sta dentro la chiesa di Roma. Continua la nostra passeggiata, andiamo a scoprire alcuni piatti della tradizione locale di Osimo in provincia di Ancona. Benvenuti all'Osteria Moderna, siamo in questo ristorante ricavato da un antico mattatoio di Osimo, edificato nel 1881 dall'architetto Costantino Costantini. Abbiamo pensato di allestire questo buffet per farvi vedere i nostri prodotti più caratteristici. E poi abbiamo una carrellata di piatti pronti, dai passatelli che sono tipici marchigiani, è una pasta che viene impastata con parmigiano, del pangrattato, scorza di limone e poi saltata con sugo a piacere. Adesso di stagione ci sono funghi porcini, quindi li abbiamo fatti in questa maniera. Cappelletti in brodo. Coniglio in porchetta, farcito con cotiche di maiale, finocchio forte, aglio, pancetta e poi cotto al forno molto lentamente e accompagnato con delle erbe di campo ripassate.
Poi abbiamo la crescia, che è un altro prodotto tipico osimano, dell'agnello del Montefeltro, abbiamo poi dell'oliva all'ascolana, tipiche nostre, in due versioni, sia quella classica che quella aromatizzata al tartufo di Norcia, di cui abbiamo anche qui una qualità. Poi abbiamo dei dolci secchi, alcuni amari locali del maceratese e una rivisitazione della zuppa inglese fatta un po' in chiave moderna con una cialda all'arancio. Poi abbiamo dei vini dal rosso conero, rosso piceno, passerina, verdicchi, quindi quello che offre la nostra terra. Vi invitiamo a venire a visitare la splendida cittadina di Osimo e i suoi prodotti caratteristici e i nostri piatti. Tra i luoghi più cari agli abitanti di Osimo figura senz'altro la Basilica Santuario di San Giuseppe da Copertino. Andiamo a scoprirla. Diciamo innanzitutto che questa basilica nasce come chiesa di San Francesco. Potete notare, ecco, ciò che si vede, il fatto che ci sia un'unica navata, soltanto, ecco, dell'antica chiesa non rimane pressoché niente, se non probabilmente la facciata fuori che è stata rialzata e la sacrestia. Questa basilica ovviamente è stata rinnovata, è stata fatta diventare barocca, neoclassica, diciamo così, perché ad un certo momento nel Settecento è stato beatificato il nostro santo, San Giuseppe da Copertino, che muore nel 1663. Troviamo in questa basilica ovviamente i resti di San Giuseppe nella cripta che è qui sotto la basilica. Nel nostro convento le camerette dove San Giuseppe da Copertino ha vissuto gli ultimi 6 anni della sua esistenza terrena, perché conclude qui la sua vita. Le sue estasi, i suoi voli erano autentici, veramente grazia di Dio. Però per questo gli è stato chiesto di essere, diciamo così, rinchiuso. Non poteva più stare nel suo santuario di provenienza, il santuario della Grottella, dedicato a Maria, nella sua Copertino, ma è dovuto andare ad Assisi. In quella realtà, nonostante stesse in clausura, poteva vedere delle persone, poteva incontrare gente, e allora ad un certo momento dalla Santa Sede è venuto l'ordine di andare via d'Assisi, ed è per questo che dopo varie peregrinazioni in vari conventi qui delle Marche dei Cappuccini, poi gli ultimi 6 anni qui ad Osimo. Continua il nostro itinerario, andiamo a scoprire la Osimo nascosta. Benvenuti nelle grotte di Osimo, così le chiamano le persone del posto,
In realtà si tratta di cavità artificiali sotterranee scavate già a partire dal IX secolo a.C., proprio dalla popolazione che ha fondato Osimo, dai Piceni. Noi ci troviamo nelle grotte del Cantinone, a ridosso delle mura romane e di Fontemagna, sotto la Basilica di San Giuseppe da Copertino. Sopra la nostra testa si trova infatti l'ufficio turistico e noi accompagniamo i visitatori a scoprire anche la Osimo più misteriosa e nascosta. In questo caso le grotte del Cantinone sono state rimodellate in epoca medievale proprio dai frati francescani, per cui è ancora possibile vedere sulle pareti il segno degli strumenti utilizzati per allargarle. E inoltre si possono notare i bassorilievi, le incisioni, gli altorilievi collegati proprio con il mondo ecclesiastico. Vi invito a venire ad Osimo perché è una città che come un piccolo scrigno ha tanti tesori al suo interno, ma anche un doppio fondo. L'Accademia d'Arte Lirica è un'altra eccellenza di Osimo e dell'Italia e noi abbiamo seguito le prove per voi. Mi avevano chiesto di fare un corso di perfezionamento di 10-15 giorni, ma dico, ce ne sono tanti. Mi hanno chiesto di fare, come un concorso di canto, ma ce ne sono tanti. Quindi è partito questo corso di formazione professionale. Io avevo l'idea, ma bisognava conoscere le persone idonee. Ho avuto modo di conoscere il maestro Romano Gandolfi, del Coro della Scala di Milano, che purtroppo non c'è più. E lui mi fece conoscere il maestro Antonio Tonini, il maestro della Callas, il maestro di Pavarotti. E con lui è venuto qui in Osimo, abbiamo stilato veramente un progetto con delle materie ben precise, perché il maestro Tonini era preciso al massimo, e quindi abbiamo iniziato nel 79. Ho avuto la fortuna di avere vicino maestri di grande fama. Abbiamo cominciato il 37° anno accademico di questa realtà. È una realtà internazionale perché accoglie giovani artisti da tutti i continenti. Ogni anno intorno ai 25 giovani cantanti che vengono in Italia per perfezionare l'opera italiana in modo particolare, ma per poter conoscere quella straordinaria ricchezza, quella straordinaria tradizione del teatro musicale italiano ed europeo attraverso grandi maestri che lavorano con loro. I nostri allievi sono non solo un coacervo di nazionalità e di culture diverse, ma anche di religioni diverse. È stata una grande emozione provare la passione di Scarlatti avendo un Cristo musulmano e un diacono greco-ortodosso, insieme con gli altri cantanti cristiani, non solo cattolici, ma di diverse confessioni cristiane. Uscire da Osimo significa portare con sé un grande patrimonio musicale e poterlo dare agli altri, dopo averlo fatto proprio e aver conseguito una dimensione professionale. L'Accademia organizza master e corsi durante tutto l'anno, anche per studenti che vengono dall'estero, per università e per istituzioni che vengono dall'Estremo Oriente. Anzi, per l'Estremo Oriente abbiamo inventato il format Accademia Online, lezioni di opera italiana destinata ai giovani cinesi.
Un altro luogo da visitare ad Osimo, in provincia di Ancona, è il Museo Diocesano. La parola al direttore. Questa è una parte delle bellezze e poi chiaramente va aggiunto al museo che racconta questa storia una visita alla cattedrale, se già non c'è stata prima. È un invito a unire queste bellezze, magari se c'è tempo, anche con altre chiese che ci sono ad Osimo. Osimo vale la pena per tante cose. Ci saranno gli aspetti, quelli che colgono di più le nostre impressioni immediate, le parti che ci fanno ragionare, ritornare un po' alle nostre origini, sono quelli che raccontano la storia dei nostri santi e sono quelli che raccontano la fede che c'è stata qui da noi. Con l'assessore alla cultura andiamo a scoprire il teatro e le altre curiosità di Osimo in provincia di Ancona. Come si capisce dal nome La Nuova Fenice, questo teatro sorge dalle ceneri di un teatro precedente, un teatro settecentesco, ligneo, che fu edificato dall'architetto Cosimo Morelli e però fu distrutto dopo un incendio nel 1885. Il teatro attuale, appunto La Nuova Fenice, fu eretto su disegno dell'architetto Gaetano Canedi nel 1885. Altro elemento interessante è il sipario storico. Abbiamo una importante stagione di prosa che al suo interno ospita anche una rassegna di teatro di ricerca. Poi l'altra importante stagione è quella lirico-sinfonica. Ma questo teatro è anche sede di un importante appuntamento culturale della città, che è quello della Coppa Pianisti d'Italia. Musica, ma non solo musica. Palazzo Campana ospita spesso importanti mostre d'arte. Da marzo a ottobre 2016 il Palazzo Campana ospiterà una mostra, il titolo Tiziano, Lotto, Artemisia, le stanze segrete di Vittorio Sgarbi. Per cui vi aspettiamo a Osimo e sarete benvenuti. Sul territorio di Osimo ha sede l'importante lega del Filo d'Oro. Andiamo ad incontrare il segretario generale. La Lega del Filo d'Oro è un'associazione costituita il 20 dicembre del 64. Nasce per iniziativa di una donna sordocieca, un giovane sacerdote, un gruppo di volontari per aiutare bambini, giovani, adulti sordociechi, per aiutare persone con pluridisabilità. La sede principale è ad Osimo, ma negli ultimi anni la Lega del Filo d'Oro è riuscita ad attivare delle sedi anche in altre regioni. Siamo presenti oggi in 8 regioni con centri residenziali e servizi territoriali. Ad Osimo è funzionante un centro diagnostico, è un punto di riferimento a livello nazionale dove le persone che hanno queste problematiche, quindi le loro famiglie, si riferiscono al nostro centro per una prima valutazione. Siamo nelle condizioni di ospitare nella foresteria del centro diagnostico la famiglia, poi l'attività prosegue con interventi a livello educativo e riabilitativo che sono interventi tutti personalizzati, quindi con un programma studiato ad hoc che viene avviato presso il nostro centro di Osimo e poi proseguito nei servizi del territorio, nella famiglia o in altre strutture, in altri servizi. L'esperienza della Lega del Filo d'Oro dimostra
che anche di fronte a persone con gravissime disabilità c'è un'ampia possibilità di recupero, c'è una capacità di intraprendere un percorso che porta a comunicare col mondo esterno, poi a sviluppare quelle che sono delle autonomie personali, fino a intraprendere in alcuni casi anche dei percorsi di attività occupazionali e quindi di rendersi utile agli altri. Osimo per me è la capitale del mondo. Se noi altri usimani andiamo fuori, ci sentiamo male. Volevamo venire sempre a casa nostra. Noi altri usimani stiamo bene in Osimo. Vi voglio dire solo una cosa, veniteci a trovare. Noi altri usimani siamo belli molto bene. Sappiate che se venite, vi innamorate di noi altri e del paese nostro, che sicuramente qui intorno, dintorni e oltre, più bello non c'è. Il comune di Osimo in provincia di Ancona vi aspetta. Per rivedere tutte le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Buone passeggiate italiane e ciao!